Noi abbiamo lavorato già dal Conte 1 per rinforzare anche le richieste di regioni come questa per quanto riguarda l'autonomia. È un discorso da completare, da affrontare, da completare. Credo che siano delle legittime richieste. Riapre all'autonomia del Veneto l'ex primo ministro ed oggi leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e lo fa nel corso della tappa Upitergina del tour elettorale fatto tra la gente. Cos'è? Ah, Unicredit? Unicredit. Mi raccomando, vi ricordate che io ci ho messo la garanzia dello Stato, eroghiamo credito, E i temi economici legati al Covid sono stati prevalenti nel suo passaggio tra i negozi del centro verso Piazza Grande. È arrivato un po' qualcosa di... Poco mi è arrivato. Più da lei che attualmente, comunque, devo dire la verità. Ma così anche l'ultimo anno, secondo, diciamo così. Adesso avevano dato 900 milioni di euro a fondo perduto nel Veneto durante il tuo governo. E l'attenzione alle piccole imprese l'ha ribadita anche durante l'intervento in Piazza Grande, dopo aver ricevuto i ringraziamenti per l'impegno da una delegazione di risparmiatori delle banche venete. Noi siamo convinti, e questa realtà, questa comunità lo dimostra, che la forza dell'Italia non sono le grandi multinazionali, sono le piccole e medie imprese. E sempre in tema economico, Conte ha ribadito la posizione del movimento sulla riforma del reddito di cittadinanza. Non permettiamo assolutamente che ci possano essere abusi, dobbiamo sicuramente migliorare l'aspetto della rioccupazione delle politiche attive. Un sistema del genere hanno tutti i paesi dell'ambito OCSE e anche in Europa, quindi non possiamo assolutamente abbandonarlo. Infine, posizione chiara anche sul Green Pass, con l'ex premier che apre all'obbligo vaccinale. Alla luce dei dati epidemiologici, alla luce delle condizioni eccetera che ci verranno fornite e ci sarà proposto come necessario l'obbligo vaccinale, non escludiamo neppure l'obbligo.